Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo in Trentino Alto Adige, siamo vicino a Trento, più precisamente nella Valle dei Moccheni. Nell'escursione di oggi andremo al lago d'Erdemolo. Abbiamo parcheggiato in un parcheggio gratuito, vi metto il link qui sotto al Google Maps di questo parcheggio. Ci si arriva tranquillamente in auto. Attenzione che l'ultimo mezzo chilometro è stradina solita, stretta e un po' ripida, quindi attenzione, però è bello grande e ci stanno molte macchine. Buona visione! Dallo stesso punto di partenza si può fare anche una facile piccola escursione che è una passeggiata, perché vedete che qua su strada asfaltata che arriva a Maiga-Plzen, dove potete fare un pasto. Quindi arrivate, parcheggiate, 2 o 3 passi e un pranzetto. Chiamate per informazioni. Oggi è il 3 di novembre e scesi dall'auto c'erano ben 4 gradi. Freschetto ma sereno. Abbiamo anche dell'acqua filtrata, però adesso qui siamo vicini a Maiga-Plzen, di qua. In mezz'oretta arriviamo a Maiga-Plzen. Naturalmente vi scrivo sotto il nome della Maiga corretto, perché non so la pronuncia di questa Maiga. E arriviamo, allora, lì c'è la Maiga, siamo arrivati, e qui c'è il cartello che indica il sentiero che dobbiamo prendere, che è il 324A verso lago di Erdemolo. Ecco, preso fuoco. Manca da qui un'ora e 10. Ce la potrei fare. Ce facciamo? Sì. Dai. Questo è il cartello e andiamo qua, da questa parte. Adesso, una volta preso il sentiero, siamo qui in mezzo agli alberi nel bosco ed è bello pendente, spinge bene. Adesso si va su, ma siamo praticamente al buio, è ancora presto, sono le 9:30, ma buietto qua nel bosco. Incrociamo qua una specie di forestalina. Ci siamo già? Ci siamo? Troviamo un cartello e sempre 324, prima era A, adesso è 324 e basta. Lago di Erdemolo, 50 minuti. No, 50 minuti. Io un'ora e 10 adesso. Mezz'ora che camminiamo. 10 meno mezz'ora fa 40. E poi 10 minuti, dire la verità. Oh. Sei serio? Aspetta. In realtà 13 minuti sono passati dall'altro cartello. Già pensavo di essere arrivata. Mi sembra mezz'ora che cammino. Com'è sta storia? Comunque proseguiamo per il sentiero. Beh. Andiamo?
Vai. Sul serio ero convinta, amore. Andiamo. Qui troviamo l'omino di pietra, un bel segnetto ad angolo retto, bello fresco, fatto bene. Ci dice di girare di qua. Con un capitello. E in fondo vediamo anche un capitello all'orizzonte. Già, com'è qui? Forte. È bello. Ah, basta, così. Nel senso che non so se rende, ma si vedono tutte le sfumature dall'arancio al senape, all'ocra, a un po' di porpora via per là. Stupendo. E dietro si vede la neve, le cime innevate. Sembra che siamo arrivati da qualche parte. Sembra. Ush! Cambiamo versante, amore. Arriviamo in questo punto e guardando la cartina dobbiamo girare a sinistra e quindi dobbiamo girare, potrebbe essere giù di qua, non c'è un cartello, però le vie qui sono due, un bivio, e dobbiamo andare a sinistra. Periodo dendri. Sì. E il lago dovrebbe essere là dentro all'ombra, ma tra poco c'è il sole e arriva. Infatti qui vediamo anche un segnavia nascosto, ma c'è, dai che siamo giusti, tutto congelato. Cosa c'è? Siamo arrivati. Ma dai. Sì. Vai. Oh, c'è anche il sole. Ecco il lago d'Erdemolo. Siamo arrivati al lago, 2 ore e 20, abbiamo fatto 1000 soste, 3 km e mezzo, 570 di dislivello positivo. Adesso andiamo lì a vedere intorno al lago cosa c'è di bello. Attenzione! Fa vedere. C'è gente, parliamo poco, ma c'è pizzetta qua. E vista. Pizzetta e vista. Anche robetta. Soprattutto quei signori lì hanno una casetta invidiata. Lì, proprietà privata. Sì, beh, avranno la gente che gli farà pipì pupù davanti a porta tutti i giorni. E chi dorme in tenda. Comunque un sacco di gente, non pensavamo. Facci vedere. Sai che roba? Ah, bel sole. Benvenuti al lago di Erdemolo.
Allora già si inventa sentieri, vero? Ah, mi Controlla, sto picchiando. amore, controlla lì a tua destra. Urco, cavolo! È una roba del genere. Bestia. Che roba. Eh? Punto pranzo. Non mi sembra male, che dici? Dai, trova da sederci. Tanto che non ti scivoli la borraccia, ecco. Abbiamo trovato questo punto qua in alto, questo qui dove avete visto il Definito diruppo, punto acrobatico. punto acrobatico, vista lago, vista Mugo, siamo qua nel Mugo e qui facciamo da mangiare, c'è proprio 10 cm quadrati di dritto dove mettere il fornellino, giusto? E oggi mangiamo del girasoli funghi porcini, cioè Grana e e zucca al forno. pezzettone di grana e zucca arrostita al forno, che roba. E boh, basta, preparo. Allora, questo è l'aperitivo, la zucca al forno, che qua siamo insomma vicini ad Halloween, e grana. Tanto qua si sta cucinando, vista super lago. Girasoli al fungo fatti. Buon appetito. E io mangio qua nell'albio. Abbiamo messo su il caffettino. E buon caffè. Ecco, stiamo registrando già, quindi non dire robe sconvenienti, non pistarmi le robe. Oh. Abbiamo finito di mangiare, abbiamo fatto un bel po' di ponsino storti, quindi andiamo in cerca Comodi. di sederci nel Sono dritto. tutta rattrappita. E abbiamo lasciato tutto pulito in ordine. Adesso le nostre immondizie nello zaino ce le portiamo a casa, mi raccomando. E Mi raccomando che vi vedo con i mandarini adesso, che ora bravi. il periodo del mandarino adesso. Adesso torniamo lì giù al lago, vediamo di sederci un altro po' e poi vediamo che strada fare per tornare indietro. E ora noi adesso abbiamo mangiato tranquilli, ma rendersi conto di dove siamo. All'ombra. E tanto gli speroni arrivano sotto piede. Ah, che robetta? Va, che panorama. Laghetto. Già. Arriviamo anche fino al lago. Abbiamo fatto un altro riposino qua su un sasso dritto, adesso andiamo verso la macchina. Rifacciamo la stessa strada che abbiamo fatto all'andata, perché abbiamo visto le altre sono troppo lunghe, dopo dobbiamo fare un sacco di asfalto dove ci sono le auto altrimenti. Dimmi, le scarpe, abbiamo rilegato le scarpe, vero già? Bisogna sempre dare un controllo alle scarpe e adesso si torna. Adesso stiamo facendo un altro pelino di salitina, ci godiamo l'ultima vista qua meravigliosa sul lago. Infatti ho già il fiatone e con lo stomaco pieno fare la salita è sempre cardiaco. Già, devi fare un video? Arresto cardiaco. Arresto cardiaco. Comunque adesso qui siamo all'ombra e c'è freschetto, invece al sole si potrà stare anche in maglietta.
Quindi bisogna togliere il pescatore e adesso mettere il prete. Andiamo, Il del prete. andiamo fin di sopra, vediamo se c'è un po' di sole, Ok. e dopo decidiamo. Comunque, il bretto del prete sempre approvato, vero già? Sempre provato. Però il vestirsi fluo non è le mie corde. Ma in montagna escursionista è consigliato vestirsi fosforescente perché così in caso di necessità sei più facile Sì, da fosforescente individuare. non sfina, capito? No, non sfina. Anzi, Pratt È il bushcraft che è vestito di mimetico. mimetico. Perché a sentirsi tipo un muflone nella foresta. Ha ragione. Ha ragione. Non posso mica vestirmi di arancione. Dopo questa massima sull'abbigliamento Color andiamo avanti. semaforo, dai, illegale. Color semaforo. Anche voi vi vestite color semaforo? Che rosso o verde? E Arancione. poi perché le marche Aspetta. di abbigliamento femminili? Aspetta, vai. Cioè, intanto, allora, fosse a dire sono taglio femminile colore osceno, vabbè. No, sono taglio da maschio e fucsia. Cioè, decidetevi. È una roba orribile, veramente. Anzi, avete qualche marca di abbigliamento Fermati però. femminile che stia veramente bene, dei pantaloni che stanno come Dio comanda addosso, un po' a vita alta, no, a panza fora, che sia valido, resistente e boh, Consigliateci. consigliateci. Già comunque non l'abbiamo detto all'inizio video, ma siamo venuti qua per apprezzare ancora questi ultimi colori dell'autunno, questi alberetti gialli, giusto? In linea di massima il foliage in montagna è visibile da metà ottobre a metà novembre in generale, poi dipende un po' dalle temperature. Comunque siamo in pieno foliage, e la Valle dei Mocheni è proprio il clou qua, il punto chiave Del foliage. dell'autunno In montagna. in questa zona. Basta. Altra skyline. Questo è un test ripresa sulla pinzetta dello zaino. Poi a casa vediamo com'è. Se si vedono le braccia, un po' di panorama, se si sente l'audio, un sacco di cose. La pancia no, insomma, è sotto. Magari andando in su è meglio che andare in giù, che non si vede neanche il terreno, puntare al cielo. Ragnatare. Siamo quasi arrivati alla macchina, allora 6 ore e mezza, 644 metri di dislivello positivo, quasi 8 km. Andare su mi sembra 2 ore e 10, noi ci abbiamo messo 2 e mezza ma abbiamo fatto tante di quelle soste infinite, a scendere 1 ora e mezza. Valle dei Mocheni stupenda in autunno, ma penso in tutte le stagioni, posto tranquillissimo e bellissimo, consigliatelo a tutti quanti facendo come? Condividendo i nostri video ai tutti Con gli amichetti di montagna. Con i vostri amichetti di montagna, gli mandate il link del video, dite andate nella Valle dei Mocheni che è bella. E dicono, davvero? Sì, ma guarda. potete portare anche i nonni perché telefonate giù a Malgapslo e potete andare su in macchina e mangiare lì. Poco più su. Comunque il lago super, giretto molto semplice, escursionistico, difficoltà. Foliage eccezionale. E ciao, alla Ciao. prossima escursione. Ciao!